La pitina al salume tipico della Val Tramontina è una polpetta fatta con carne di pecora, capra o selvaggina. È un salume che viene prima ricoperto di farina di mais e poi affumicata, sempre per la conservazione. Negli ultimi anni la richiesta sta crescendo sempre di più perché comunque il salume sta cominciando ad avere un nome abbastanza importante. La produzione va bene e quindi siamo anche contenti per questo. Una riunione di questo tipo di produttori di qualità accanto alla Petina diventa un modo per rendere riconoscibile la qualità ai turisti, alle persone che non sono di qua. Infatti la stragrande maggioranza dei visitatori vengono da fuori perché riconoscono l'importanza di questi prodotti e ammirano di conseguenza i territori e la storia di questi posti. Perché ti impegni personalmente nell'organizzazione di questo evento? Perché credo che questo tipo di iniziative siano fondamentali per far sì che soprattutto i giovani locali si rendano conto di cosa vuol dire incontrarsi con gli altri e uscire da quello che è la loro tradizione, confrontandola con quella di altri territori simili. Infatti lo dimostrano perché ci sono tantissimi giovani che stanno dando una mano, sempre di più ogni anno, e questa è una cosa bellissima. La particolarità dell'edizione di quest'anno è che hanno partecipato 10 cuochi dalla nostra provincia, dalla Emilia Romagna, Toscana, provincia di Bolzano, dalla Germania e dalla Svezia. Quindi ci sono stati dei mix culturali incredibili perché loro sono venuti, hanno cucinato un loro piatto, però con la pitina. Io sono un cuoco dell'Alleanza dei Cuochi Slow Food, che è una rete internazionale di cuochi che si impegnano sempre a promuovere e valorizzare i prodotti dei produttori slow food, quindi i presidi slow food, i prodotti dell'Arca del Gusto, ma non solo, che hanno come etica sempre utilizzare prodotti del territorio, fatti con criterio, nel rispetto della terra, delle persone, degli animali. Cuochi dell'Alleanza Slow Food ne hai portati qui alla festa della Pitina. Cosa preparerete? Ma qui ce ne sono più di qualcuno, perché oggi abbiamo il pranzo con i nostri piatti in cui ci sono io che farò del fricco con la pitina, piuttosto che una zuppa di legumi della comunità Slow Beans con la pitina. Ma non solo, c'è anche Christian Borghi dalla Toscana che ci porta un tortello mugellano di patate con la pitina, c'è Manuel Marchetti della trattoria Tre Corone di Spilimbergo che farà un orzotto alla zucca, pitina e ricotta affumicata, ma non dimentichiamoci che ieri sera abbiamo fatto una cena bellissima dell'Alleanza dei Cuochi, perché abbiamo qui anche 2 cuoche svedesi e anche un cuoco tedesco, quindi abbiamo veramente messo insieme tutta l'Europa per la pitina. Mi sembrava valesse la pena partecipare a questo evento e è stata un'occasione per unire i prodotti del nostro Appennino, nel caso nostro la castagna, perché la castagna è quella che ci ha salvato nella storia, e l'abbiamo unita in una zuppa con le verdure, il latte e la pitina croccante sopra. E siccome ha quella parte affumicata e dolce che ricorda la castagna, si sposano molto e completano il gusto. È il sodalizio tra il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna che funziona, è molto interessante, anche se il nome, che si chiama zuppa di Abelardo, crea delle perplessità lungo l'ambiente della festa. Come è stato partecipare a questo laboratorio sui mieli? Ma sicuramente è molto bello per vari motivi. Il primo perché abbiamo scoperto la festa in sé praticamente per caso. Passo spesso da queste parti ma non pensavo ci fosse una realtà così interessante e molto variegata. E abbiamo parlato ieri sera con dei ragazzi che ci hanno invitato a questo laboratorio e è stato bellissimo. Uno, scoprirli, come dicevo prima, ma anche trovare la variabilità intrinseca da quelli che possono essere a prima vista dei semplici fiori, ma che in realtà possono dare queste varietà incredibili. Sapendo che effettivamente le api, se scomparissero dalla faccia della terra, l'uomo durerebbe 4 anni. Quindi sì, anche sapere che non solo ci tengono in vita ma anche ci producono del cibo mi va più che bene. Come sono questi mieli che hai assaggiato? Sono tutti diversi. Ci sono dei mieli che sono di consistenze molto dure, certi che sono di consistenze molto appunto mielose. A me piace assaggiare diversi gusti.
ho scoperto diverse particolarità, diversi tipi di mieli e soprattutto diverse tipologie della lavorazione del miele. Qui ho avuto l'opportunità di scoprire, di conoscere 3 produttori che con le loro tipicità, inseriti nel loro contesto territoriale, sono in grado di produrre prodotti d'eccellenza. Possono influire su un apicoltore hobbistico come me di portare avanti appunto la mia esperienza, apprendo a piccoli passi, piccole tecniche che posso io apportare nel mio contesto. L'idea di questo libro come nasce? In principio era il premio Trivelli, che è nato esattamente nel 2012. Il premio Trivelli è un concorso tra ristoratori del territorio delle valli pordenonesi per piatti a base di pitina. E fin dalla prima edizione, dopo aver fatto il primo tour per i ristoranti, per gli assaggi, abbiamo detto sarebbe bello raccogliere queste ricette. Dopo 10 edizioni abbiamo detto adesso tiriamo le somme, pubblichiamo un libro con le 50 ricette premiate con la pitina. 10 anni di premio Trivelli. È una testimonianza di quello che è stato il percorso della ristorazione spicciola, perché abbiamo avuto anche una stella Michelin, ma abbiamo avuto anche le osterie, anche qualche caffè che si è messo in gioco con un piatto, eccetera. Quindi la ristorazione diffusa, chiamiamola così, ha saputo creare cose veramente interessanti. I piatti che sono nel libro sono dei piatti, secondo noi, di altissimo livello, per come sono stati pensati, per come sono stati realizzati. Tutto questo è inserito in un progetto che vede l'Associazione Produttori e l'Ecomuseo Lissaganis insieme per valorizzare la pitina, che è un prodotto storico, è un prodotto emozionante perché ci ricorda il passato, ma è anche un prodotto culturale, la testimonianza della cultura popolare di queste vallate. Oggi questo prodotto è diventato una leggenda che fa correre fin qui gli appassionati gastronomi gourmet buongustai.